Gabriele. Cognome. Piras. Data di nascita. 8/5/1977. Professione. Editore, giornalista e conduttore televisivo. Segni particolari. Dinamico, dinamicissimo. Molto, molto. Buongiorno Gabriele. Buongiorno a voi. Benvenuto, Ciao a tutti. appena arrivato. Caro collega. In, Collega, in esatto. questo mondo che in realtà è parallelo, perché poi tu vai in onda la domenica mattina. Esatto, domenica mattina alle Mezz'ora. 12.30, sì, dalle 12.30 fino alle 13, poi con le repliche il giovedì sera Un dalle prodotto 22. bellissimo, Sì, l'ho fatto seguito io benissimo. quelle Io te l'ho detto già fuori onda, ma te lo ripeto in pubblico Ti perché è ringrazio. davvero Vi ringrazio. molto Molti curato. giovani seguono te, me È l'hanno molto detto loro. interessante. giovani. L'Andrea De Adamic degli anni 2000. Cioè, esiste ancora Andrea De Adamic, tu che sei nel Sì, però non fa settore? più Non fa il più suo Grand Prix. programma, esatto, Cacchio, GP io sono su nato Italia con 1. Grand Prix, non so tu se sei cresciuto, penso di sì, però. Sì, sì, e poi tra l'altro- Paravarà. Che bello. La domenica mattina era il giorno incriminato di Grand Prix, se non sbaglio. Esatto, no? sì. Era quello. E tra l'altro ho anche conosciuto Andrea De Adamic, ho avuto modo di fare il corso di scuola guida sicura. Allora, con lui. innanzitutto parliamo della tua passione per i motori, cioè è arrivata perché ti sei trovato in mezzo oppure proprio perché già da bambino qualcuno ti ha fatto amare le macchine, le moto e tutto quello che ne stava intorno? Beh, diciamo che la passione c'è sempre stata come in ogni ragazzo. Però Donne e motori, donne come e motori, binomio per Vanno di antonomasia. pari passo, vanno di pari passo. Neanche nel campo femminile. È per quello che questo qua a 69 anni. Sai agitare il cuore come i motori? Sì, no, ma è per quello che a 69 anni lei non vede l'ombra di una gnagna, perché c'ha una Panda del 47 scadregata, vedi. quindi donne e motori lì. Stiamo parlando di loro. Sì, ma sì, sì, perché certo, ha ti ragione. attingere della mia biografia. Prego. Però all'interno dei nostri progetti abbiamo anche una rubrica Sulla rosa. Panda? Gabriele. No, una rubrica pensavo rosa sulla per i femminili. Vabbè, Gabriele, un'apertura generosa al miei confronti. Pensavo sulla Panda. Sì, andiamo avanti. Bene, la rubrica rosa poi ne parleremo. Intanto a capire che la passione chiaramente per le macchine sia facile da coltivare, beh, non tutti in maniera magari così approfondita, è ovvio. Però tu hai mai fatto il pilota? Hai fatto delle gare? No, niente. Non ho mai fatto il pilota, però ho sempre avuto, sin da ragazzino, dagli scooter, moto. Quindi la passione c'è sempre stata. Però la nostra redazione tendenzialmente è nata nel 2003 con il primo sito Sardegna Motor News in Italia, scusatemi, formulamotori.it, che tra l'altro è stato anche tra i primi 10 siti in Italia a parlare di motori a 360 gradi. Stare dietro a tutto questo mondo è un po' come stare dietro al mondo della tecnologia dei telefonini, perché è talmente in evoluzione Esatto. che ogni mese c'è qualcosa che sta uscendo, sta cambiando, quindi le fiere, e tu so che sei sempre molto in viaggio. Esatto, siamo sempre in viaggio, infatti volevo aggiungere questo, nonostante la crisi, le case automobilistiche comunque continuano a sfornare auto nuove, prodotti nuovi. Ogni anno ci sono le fiere, le chiamo io, Esatto, no? i saloni. Gli automobili. Le chiamo saloni. io perché non si chiamano fiere, come vuoi chiamarle, scusi? Mamma mia, quanto il sei salone Salone, dell'automobile. fiere, saloni, che vuol dire le stesse cose, dai, Quindi mamma i mia. prototipi vengono proposti, le case continuano a costruire. Ci sono ma anche c'è il restyling. Esatto, c'è tutto un mondo di restyling e di fascino che gira intorno a questi eventi, che comunque producono un'economia incredibile. Sì. Esatto, perché comunque pur il mercato italiano essendo un po' fermo, poi parleremo magari anche di questo, Sì, alcuni ne dati parleremo, direi del... di sì. Ne abbiamo parlato anche col dottor Con altri, Antonio sì. Orione, che viene settimana spesso a scorsa. trovarci, ma ovviamente voglio sapere anche il tuo punto di vista. Certo, nonostante il mercato italiano sia un po' fermo, in leggera crescita dall'inizio del 2015, comunque Sì. le case continuano a produrre prodotti nuovi perché comunque gli altri mercati si muovono diversamente. Io farei una cosa, mettiamo in onda la clip, guardiamoci la clip che ti riguarda, poi torniamo e continuiamo a chiacchierare. Prego. Vediamo. Build up the volume. Build up. Build up the volume. The volume. Build up the volume.
il nostro appuntamento settimanale con il mondo delle 4 e delle 2 ruote. Anche oggi una rubrica ricca di tante novità, ma andiamo a scoprire le protagoniste di oggi. Partiamo con la DS3 nella nuova rubrica Sardinia Motor News Experience, la Citroën C3 nella variante Selection, la Jeep Renegade provata nelle strade nevate del Circolo Polare Artico. Poi parliamo dell'andamento del mercato di Peugeot e del Peugeot Rally europeo, mentre per quanto riguarda la rubrica dedicata alle competizioni regionali, riapre il campionato sardo Asi Motocross 2015 con la prima tappa a Siniscola. Bene, scopriamo insieme il primo ospite di Sardinia Motor News Experience. Eccoci a questo primo appuntamento di Sardinia Motor News Experience, la nuova rubrica dedicata alle prove auto con i personaggi più o meno noti del mondo dello sport isolano. Alle mie spalle, come potete vedere, ci aspetta Nicoletta Deida, copilota di rally, e insieme a lei faremo un bel giro a bordo della nuova DS3 con i nuovi fari allo xeno full LED. Seguitemi e andiamo a conoscere Nicoletta. Ciao Nicoletta. A te le chiavi, ti senti pronta? Sì, è pronta, andiamo. Saliamo a bordo e scaldiamo i motori. Questa è una rubrica nuova che tra l'altro coinvolge anche personaggi. Come conduttore, Assolutamente Gabriele. sì, vabbè, d'altronde è il suo Grazie. mestiere. La dialettica, la passione come poi la governa. si trasforma in competenze, quindi Sì, è ovvio molto bella la- che il settore tecnico è talmente variegato. Tu ti trovi a fare questo tipo di rubriche come a fare il selezionatore da un punto di vista della tecnologia, che quando presenti una macchina deve essere poi spiegata bene, no? Cioè selezioni Certo. pezzo per pezzo della macchina e vai a spiegare un po' le nuove tecnologie. Partendo da questa rubrica nuova invece sono i personaggi che guidano. Esatto, abbiamo lanciato questa nuova rubrica circa un mese fa dove invitiamo i personaggi dello sport e non solo. Presidente Mamini, fallo guidare, voglio vedere tra cosa l'altro succede. ne approfitto. Io me la capo, pochi incidenti nella vita, Certo. è vero che cammino 80. Sì. Ne approfitto per invitarvi ufficialmente Grazie caro Volentieri, Gabri, al sei prossimo meraviglioso. test drive. Volentieri, con una Ferrari però. Ferrari, Lamborghini, quella che Lamborghini, volete. facciamo Sono guidare il curioso Presidente di Mamini, voglio vedere come sfriziona, come lascia la prima. Grazie l'invito, ma non sono adeguato per governare una Ferrari. o come va di moda ultimamente driftare. quindi Esatto, andare un di attimo, traverso. parti in derapata e via. Vabbè, comunque ci metteremo d'accordo. Comunque con molto vedremo. piacere accettiamo l'invito già da questo momento. Dicevo, la competenza tecnica e la presentazione di una macchina vanno poi a scandagliare tutto quello che sono gli elementi anche tecnologici o comunque di miglioramento dei restyling delle versioni precedenti o comunque del nuovo che è appena uscito. Per questo ci vuole una preparazione Sì. Ci vuole una preparazione che comunque che è oltre la scuola guida. Esatto. Dire di sì. È avvenuta anche durante gli anni, quindi in corso d'opera, conoscendo e vivendo il mondo dei motori giorno per giorno, perché alla fine questo è il nostro lavoro, raccontare tutte le novità del mondo dei motori. Noi quindi veniamo a conoscenza anche in anteprima di quello che sarà poi un nuovo progetto, una nuova tecnologia che verrà sviluppata allora, se mai Quindi successivamente. siete coinvolti nella rubare. genesi della nascita, vero? Proprio. Certo. Se mai Quando dovessimo nasce, e voi avete potessimo il quadro già della situazione. rubare un'anticipazione, cosa c'è in questo periodo che Beh, bolle in pentola? le novità. Perché Quel questo che parlava più- fuori onda delle macchine volanti, non è questo credo il momento, No, ma sono avvenirististiche. No, Sì, io- sì, però sì. prototipi esistono. I Esatto. prototipi esistono, Sì. come dicevamo, è stato sviluppato negli anche Stati negli anni Uniti, ho 90. visto, Sì. negli Stati Uniti. Negli anni 90 è un'auto che Esatto, volava, che Fluttua e poi va. che fluttua, Fantastico. sì, è stata sviluppata da poco anche da Io l'ho Volkswagen. vista nei cartoni animati ancora, quelli un po' tipo marzianetti, quei cartoni animati dove erano le macchine volanti. Noi negli anni 90 ci domandavamo come sarebbe stato il 2000, no? Pensavamo ai frigoriferi Esatto. parlanti, le macchine volanti, ancora no. Cioè i primi 2000, poi magari non forse è detto che a metà degli anni Gabriele. del 2050, forse sì, a metà Ecco, di io questo direi- secolo ma sì. io penso Forse che prima, fra- molto prima, prima. sì. Sì. Io credo che fra 25 anni sia possibile. Tornando invece alla realtà delle macchine che potrebbero
potrebbero essere sul mercato. Che novità ci saranno? C'è qualcosa che almeno un po' in anteprima ci puoi dire tu? Ora, per quel che mi riguarda, quello che mi stuzzica di più è l'Autonomous, sviluppato il sistema Autonomous, quindi il pilota automatico sviluppato da Nissan e Renault, dove possiamo fare i nomi di... Ma io Tony sono Orione, un po' scettico, glielo ho detto. e lui non si fida però di questo non meccanismo. mi fido molto, non lui lo ha so. paura, pensa Basta... che l'automatico sia meno intelligente e No, veloce di lui. Invece ho paura, invece no. siccome non ha il cervello dell'uomo, se qualcosa va in tilt potrebbe interagire tutto. Guarda, invece posso dire, proprio perché non avendo il cervello dell'uomo, eviterà tanti incidenti e tante distrazioni. Io non metto limite alla divina provvidenza degli uomini, non di Dio, però No, certo. ancora credo che l'uomo debba sempre governare Su- tutte le solo dinamiche su alcune- delle tecnologie. C'è sempre un comando principale dato dal pilota, però questo Autonomous viene sviluppato totalmente per essere indipendente, si muoverà automaticamente, addirittura è già stato sviluppato, noi abbiamo avuto modo di vedere un video, si vede il presidente della Renault Nissan che chiama la macchina dal parcheggio con la chiave, la macchina macchina si chiama Kit del supercar, ovviamente. Esatto. Il È tutto- come un cagnolino. però il presidente non basta- si chiama Michael Knight. Non si chiama Michael Knight, ecco, quello manca. Però noi eravamo già stati abituati a questo, cioè questo futurismo in realtà noi negli anni 90 ce l'avevamo già regalato. Esatto. Perché Supercar è un telefilm degli anni 90, ancora oggi va, Kit vieni a prendere, va, che devo andare a fare la spesa, vieni, apri la porta, apre anche la porta, la macchina. Sostanzialmente funziona così, si vede, ripeto, stavo dicendo, il presidente chiama la macchina con il portachiavi, con la chiave, la macchina esce dal parcheggio e raggiunge il conducente. il sì. conducente. E poi il Ma condu- questa roba qua, adesso poi magari le immagini ci supporteranno perché vedo che il DJ Fabietto, eccolo qui, ha già lavorato in tal già. senso. Questa roba qua, l'ho detto anche l'altra volta quando ne abbiamo parlato, non è un po' a detrimento del piacere di guidare la macchina? Anche, sì, Beh in parte, sì, però oggi come oggi la macchina è diventata una vera e propria compagna del conducente, ti È aiuta, il tram ti che ti sostiene, porta in giro, esatto. insomma, dovrebbe essere vissuta con quel concetto, un mezzo per spostarsi. Esatto, e tantissime Senti, persone. e le velocità di queste macchine. Sì, ma fallo finire, ha detto Sì. tantissime persone, non è che puoi fare una domanda dopo che abbiamo appena fatto un'altra domanda. La vita a bordo negli ultimi anni sta sempre più aumentando, per cui le persone che trascorrono un paio d'ore per andare da casa all'ufficio oppure per spostarsi da un punto A a un punto B riescono a ottimizzare il tempo stando a bordo dell'auto, per cui come si vede anche nel filmato il presidente della Nissan sta comodamente seduto a bordo, si legge il giornale e la macchina lo porta a destinazione. Ma non ci siamo Sì, ancora sì, arrivati sì, sul sì, piano no, beh, vabbè, culturale. no, Leggere è i giornali solo, lì, è solo sinceramente. una questione di Gabriele. adattarsi, Sì. è vero, ma scusami, se la macchina fa tutto da solo, tu puoi leggere il giornale, leggerti un libro, se devi come fare, non dover fai controllare? conto di un viaggio Cagliari-Sassari, vai sulla tua bella 131 che è piena di curve, di qua. La macchina fa tutto per conto proprio, tu sei lì. Ma io devo star lì a controllare, Ma se commette qualche errore devo ma correggere no, la macchina. non è più quello il senso, perché tu devi pensare all'utilizzo della macchina come veicolo che in qualche maniera ti porta, e in questo caso computerizzato ci sono treni che fanno questo tipo di cose, Servizio. di servizio, cioè treni che il macchinista è lì, ma il treno Sì, in realtà l'abbiamo visto, va da solo, capisci? Quindi Sì. dicono appunto, e leggo in Esatto. bassa frequenza, che non pensiamo solo all'utilizzo privato, le implicazioni più utili potrebbero essere in ambito professionale per il trasporto su ruote, quindi Esatto. è questo il concetto. Ma d'altronde come fai a spiegarlo a uno che ha 69 anni? Ma non perché lei sta scherzando? no, non perché lei non sia un Sta progressista, scherzando. Ci ma mancherebbe altro. perché bisogna un po', soprattutto sull'età avanzata, scalfire un retaggio culturale, secondo me, che è un po' lì impostato come lui. No, ma io non posso. Esatto, io ho tanti colleghi Sì? di Milano, Roma, un po' più avanti di Sono età più rispetto a scettici noi. del sottoscritto? Sono contrari all'utilizzo di tutta questa tecnologia a bordo. Come la giustificano loro? Ecco, perché sono Sì, contrari? ma questa Con le mie tecnologia paure? serve Con le a tue paure giustificano a evitare i morti, io dico, anche, Esatto. anche Beh, sì, evitare in teoria sì. che uno distrattamente, proprio perché il fattore umano, la distrazione, possa essere il primo motivo di cause di incidenti stradali. Esatto, ecco, hai il detto computer bene. distratto non lo sarà mai. Mai proprio, mai. Senza autista le velocità sono altissime? Anche se- non credo. No, perché c'è un Bisogna- altro sistema che è già Il sistema? Entro i di limiti. serie, sì, esatto, già di serie su varie auto, tra l'altro anche l'auto che abbiamo provato Sì. la settimana scorsa, rileva in automatico Il il limite. limite di velocità Quindi e si adegua va quello. alla velocità. Cioè 50, Esatto. 140 in autostrada, 140. 90, 90. Non è che va a 200 all'ora perché siccome c'ho il pilota automatico che è brillante, è un pilota di Formula 1, quindi oggi vado con lui. No, è tarato. Segue su i quello. cartelli, vari indicatori. esatto. Certo. E- Vabbè, ma dai, tanto lei che gliene frega.
non sarà qua a viverla questa Guarda cosa. che fra 10 anni Ma saranno infatti, sul mercato. ma infatti- Fra 10 anni No, saranno no, sul sono già mercato. sul Sono mercato. già sul mercato, ma questa lei comunque tecnologia è non già ci sul Ma in arriverà. mercato. Italia quando arriveranno? Pensa a poco. No, sono già Anche in di Italia. serie su determinate vetture. Matteo, io ancora col Padre Eterno non ho definito un percorso. Va bene, fermiamoci qua, dai. Te lo dirò io quando devo Per un andare in attimo paradiso. dobbiamo dare la pubblicità, quindi andare a dare la linea alla pubblicità e poi torniamo con Gabriele Piras. Sappi Gabriele che se ti immaginavi una chiacchierata più seria era complicato. No, ma a me piacciono le chiacchierate così. quindi- A tra poco. Allora, tornando invece a Gabriele, la tua prima macchina? La mia prima macchina è stata una La Renault patente 19 18, Cabrio. l'hai presa a 18 la patente. Oh, a 18. oh. L'ho presa a 18 anni. Ma qua sta parlando già di una macchina importante per 18 anni. sì. Cabrio, cos'era? Sì. Una? Renault 19 Renault Cabrio. 19 Cabrio. Se la ricorda la Renault 19? Sì, in generale sì. Ok. In generale sì. E eri il neopatentato un po' spregiudicato, in macchina sei sempre stato e sei ancora oggi uno abbastanza attento, anche se diciamo con tutte le competenze e le nozioni che ti porti dietro. Diciamo che a me personalmente non piace correre in strada. Quando facciamo le prove in pista mi trasformo e divento Vabbè, Io- un po' più io professionale. rivendico- In pista devi esaltare anche la È Esatto, una velocità. pista sì, che in sì. realtà era Certo. un po' stretta per me, la mia caratura a Villanova Forru, andai a fare un collegamento con Valerio Vargio, Sì. che ai tempi facevamo sporcare sugli spalti e ero in collegamento là, feci questo percorso, credo stavano dando un brevetto di guida sicura, no? Queste cose qua, io guidai una Sierra Cosworth 3000, Bellissima. una bomba con un alettone tamarrissimo ma bellissimo, dove tra l'altro il percorso di Villanova Forru è abbastanza stretto, cioè non hai molto rettilineo, cioè l'altro, quello più su. bello, come si chiama? Di Mores. Ecco, esatto, credo sia anche un po' più ampio Beh, sì, diciamo che se non ricordo male è stato anche allargato. Da poco è stato ospite da voi anche Omar Maglione, il proprietario. sì. del- Come no? Omar lo sentiremo presto anche nei sì, prossimi sì, giorni, sì. quindi Quella pista è addirittura omologata, penso, per ospitare comunque degli eventi ne abbastanza riparleremo importanti. più avanti, ma c'è l'evento mondiale della Ducati dove il presidente del Sardigna Ducati Club è venuto, Francesco Usai, qui a raccontarci, ma c'è questo evento mondiale a maggio, dicono, insomma una bella Sempre cosa, dove Mores. Mores, sì, oltre che in giro per la Sardegna anche Mores come teatro come pista, ecco. E io ricordo questa esperienza con questa Sierra Cosworth brillantissima, dove uscivi dalla curva che dava sul rettilineo e come schiacciavi scodava ancora visto i cavalli, perché poi sentire i cavalli sotto al sedere è proprio veramente. E non c'era il controllo elettronico. E non c'era il controllo elettronico, è vero, dovevi dare tu di sterzo. Esatto. Bellissimo. Io poi avendo avuto uno zio, avendo ancora uno zio che fa i rally sì? nella serie A e quindi nella massima espressione del rally italiano, insieme a Cobrelli che era un pilota, lui è navigatore, ho sempre vissuto i motori in questa maniera qua, un po'. Quindi anche tu sei nato. Ma sì, diciamo di sì. un Con i pochino motori in sì. casa. Economia sempre nel settore. Parliamo della Fiat, perché ho letto da poco che la Fiat si trova al 19esimo o al 20esimo Ma lui non posto. fa l'industriale, No, però lui conosce Però- queste problematiche, Oh. indubbiamente anche dell'evoluzione della Fiat. Come mai siamo così indietro rispetto a tante altre case? Un tuo giudizio naturalmente. Perché comanda Chrysler. Questa è la Non risposta lo più so, facile. ma il responsabile è sempre lo stesso. È Chrysler, però. Quindi ha privilegiato la gli fetta più americani grossa. a detrimento del comparto italiano? Prego, Ma Gabriele. siamo alla sua risposta. Anzi, È di carattere dopo il economico. sodalizio con il Chrysler, quindi il gruppo Fiat non si chiama più Fiat, ma Ma FCA. c'è una sinergia, ma le sinergie. E farlo parlare, però. Sì, ma sei tu che mi hai interrotto. Anzi, addirittura dopo questa sinergia con il nuovo gruppo appunto che Sì. si chiama FCA, la Fiat sta risalendo. Tra l'altro è uno dei pochi marchi, dei pochi gruppi che sta dando dei segnali positivi a questo mercato che comunque ancora risente della ricrescita, anche se vogliamo già toccare Sì. il tema del mercato, a marzo abbiamo già registrato Tocchiamolo perché abbiamo in 3 Italia. minuti, quindi. In Italia il 15% in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Però Sì. non è tutto oro ciò che Diciamo c'è. che noi quando ci incontriamo col nostro amico Antonio dottor Orione, che per me è Tony perché siamo proprio anche- amici, so. certo. Anch'io conosco abbastanza Ci bene. mancherebbe altro, Ecco, ovvio. perché vedi che c'è No, l'affinità. sì, questi dati poi sono un po' pompati Dal quelli noleggio. che noleggiano. Esatto. Appunto. E il noleggio va diviso in due segmenti, io l'ho anche segnato, Sì. cioè il noleggio a lungo termine e a breve termine.
Tra l'altro in questo primo trimestre del 2015 infatti sembra un po' più pompato perché le aziende con le flotte aziendali per questo arrivo dell'Expo di Milano certo. appunto Sì, hanno avuto più richieste. Comunque in prospettiva dovremmo come italiani essere ottimisti per quanto concerne il rilancio del Soprattutto. settore automobilistico. Domanda. Soprattutto, sì, bisogna essere ottimisti. Mattoni e come dire, macchine sono sempre state quelle cose che la gente in qualche maniera, la casa e la macchina, anche se la Esatto. macchina è l'unico oddio, adesso anche la casa è andata a svalutare anziché a valutarsi, perché Comunque, la macchina questo è vero. un bene di Ma lusso a questo è tutti gli vero. effetti, Però- che sia piccola o Dici grande, bene. non finisce. Però io parlavo della Fiat, mai non dell'automobile in di sé. perdere denaro. No, cioè, nel hai senso, colto però il ho messaggio. capito, certo. Il dramma è nostro, per l'industria, 25 ho anni la capito, certo. Fiat ha solo fatto perdite. Se non è Foraggiate dallo Stato, però. Sovente anche dallo Stato. vabbè. Le macchine vengono acquistate, ma non acquistavano la Fiat in Italia. Questo è il dramma Non nostro. siamo campanilisti, ci Sì. manca un po' di Però campanilismo. nell'ultimo anno la Fiat ha Adesso, registrato un grazie segnale a questa positivo. collaborazione internazionale possiamo nuovamente rigerminare la fiducia. Senti, ti chiedo la prossima puntata di Sardegna Motor News domenica prossima. Esatto. Di che cosa tratterà? Domenica prossima avremo come protagoniste, posso fare nomi di auto? Ci mancherebbe. La Ford C-Max, Gran C-Max, quindi la la C-Max a 7 posti, che abbiamo provato settimana scorsa a Palma di Mallorca con la Ford Europe. Quindi tu eri a Palma di Mallorca, ecco, questa è la parte che invidio molto del suo mestiere. Noi siamo sempre qua a questo tavolo, chiusi qua dentro in questa meravigliosa Lui deve essere esperienza ambasciatore di Sardegna delle 1. nuove tecnologie, ha ragione. Gira il mondo, Certo. e noi qui. Vabbè. Bravo Gabriele. Spiego, continua a io girare vengo anche il globo terracqueo. invitato perché collaboro anche con Infomotori, che è il sito numero quindi 1 scrivi in anche. Italia. No, Certo. noi curiamo anche la produzione video di Infomotori, Ok. che è Pensavo uno dei scrivessi siti più per, importanti. alcune riviste anche motoristiche. Sì, sì. Oltre a questo, Oltre a anche scrivere facciamo anche le curi anche produzioni la video. parte video. Infomotori, che è il sito numero 1 in Italia, tutti gli appassionati di motori conoscono. Quindi insomma abbiamo in casa una grande eccellenza, ma questo è uno, poi dopo la puntata si snoderà o la presentazione della Ford è comunque il centro della puntata? Come argomento principale Ok, c'è la Ford, perfetto. però abbiamo Sì. anche altri argomenti. Ci sarà per quel che riguarda le competizioni regionali, la terza prova del campionato sardo ASI FMX disputata a Sant'Andrea Frius. Poi abbiamo la Smart 44 con il nuovo motore 900 turbo Insomma, da 90 ci sono cavalli. argomenti importanti Tanti prodotti e interessanti comunque, esatto. per non perdersi l'appuntamento domenica mattina a mezzogiorno e mezzo, da mezzogiorno e mezzo all'1 e poi le varie repliche su Sardegna 1 con Gabriele Piras, Sardegna Motor News. Grazie per averci Grazie, raccontato Grazie a voi per È stato l'invito. un piacere. e ci rivedremo presto, soprattutto Come no? perché Direi di sì. lui Per il deve test lui drive. deve sfasciarti una macchina e io devo filmare quel momento. Perfetto. Perfetto, ci Grazie, conto. Gabri, Grazie. presto, Grazie a poi voi. tornerai quando vuoi, quando sei libero, quando sei qui a trovarci Quando qui in volete studio. sarò a disposizione, mi presto. farà piacere. Domani puntuali alle 8, grazie a Cristian Manca, Gigi Perra, Stefano Perra, DJ Fabietto, Campana e grazie come sempre Contraccambiato, carissimo amico. al costipato presidente Mameli. A domani, ciao! Ciao. Ciao, ciao, ciao! Domani alle 8, cari amici telespettatori. Ciao ciao.